Inquinamento da PFAS a San Michele. Ecco il primo corso d'acqua sottoposto a controllo e dove è stata registrata la presenza della sostanza nociva. Siamo in via Morelli, l'area è stata oggetto di altre verifiche da parte di ARPAV. Il report con i risultati non è ancora stato reso pubblico, ma l'assessore Viero in Consiglio Comunale ha confermato che i dati mostrano la presenza di PFAS con livelli superiori alla norma in tutti i punti verificati. E adesso bisogna capire qual è la fonte inquinante, da dove parte questa. Da dove potrebbe partire secondo Allora, lei? questa è una zona delicata, quindi c'è bisogno di capire, bisogna fare un'analisi seria, anche storica, di questo territorio. Abbiamo un dato certo che è un potenziale inquinante, anche se le analisi che ha fatto EITRA al momento lo escludono, che è la pascolara, però insomma bisogna essere certi di questo. E poi qui si diceva che negli anni, si parla di 40-50 anni fa, si portavano rifiuti che poi sarebbero stati coperti. Allora qui insomma bisogna capire, facendo dei carotaggi, se questo potrebbe essere il problema. È fondamentale infatti arrivare all'origine dell'inquinamento perché è lì che bisogna intervenire. Intanto va ricordato ancora una volta che il problema non riguarda l'acqua dell'acquedotto e neppure quella di falda. La sostanza nociva è stata registrata in quest'acqua che scorre in superficie. Roberto Campagnolo ha così invitato il sindaco Finco a prendere provvedimenti per tutelare la salute dei cittadini. Non so se l'ordinanza è lo strumento adatto, deciderà il sindaco con i tecnici comunali, o anche una lettera di invito, un cartello messo fuori, insomma, dove si consiglia ai cittadini di questa zona, di quest'area, di non utilizzare l'acqua di canali superficiali per usi domestici. Ecco, questo credo sia il minimo finché non capiamo bene com'è la situazione. Una situazione che necessita sicuramente di approfondimenti e in tempi rapidi, in attesa anche di conoscere i numeri precisi dell'inquinamento con la pubblicazione del documento di ARPAV.